Lo slow tour mi ha portato di passaggio in Val Sugana. Dai! Lago di Levico, lago di Caldonazzo. Oh, sono in un posto particolare, un posto speciale, anche storico, però lo devo leggere perché per me è impronunciabile. Sono lungo la Kaiser Jägerweg, che insomma in soldoni e soprattutto in italiano è la strada dell'imperatore. È un percorso di 12 km che si può fare anche in bicicletta. Io l'ho presa in discesa perché è più umana, ma è bellissima. Di qua si gode di un panorama assolutamente unico. Guarda, il lago di Levico è vero che sembra assolutamente un fiordo perché si infila là dentro. Una cosa importante per me che sono in missione per conto del Grana Padano per individuare degli esempi di ecosostenibilità. Allora, la Val Sugana è stata la prima destinazione a essere certificata per il turismo sostenibile. Una importante annotazione idrogeografica. Da qui nasce il fiume Brenta, che poi va verso il Veneto. Il nome completo di Levico sarebbe Levico Terme. Si potrebbero fare tante cose qua, però non ho tempo. Lo slow tour mi chiama. A bordo del mio aquilotto elettrico, fulgido esempio di locomozione ecocompatibile, arrivo a Mezzo Lombardo e in mezzo a Mezzo Lombardo, giusto in centro, c'è una bella casa. Una villa in cui si respira un'atmosfera tranquilla, d'altri tempi. Un corno. È un indizio importante perché questa villa in centro è in realtà al centro di una bellissima azienda agricola che ha più di 100 anni e poi Mezzo Lombardo è in una zona particolare. Mezzo, terra di mezzo. In effetti siamo a metà, diciamo, tra la Valle del Noce e la Val d'Adige, in un posto che dal punto di vista agricolo è un posto speciale. È un territorio buono come se fossimo in collina, ma non siamo in collina, qui siamo in una pianura, ma è una pianura protetta da tutte queste montagne, quindi una situazione ideale. E in questo posto speciale, in cui l'agricoltura è speciale, sto per incontrare una persona speciale. Eccola qua nella sua vigna Elisabetta Foradori, che gestisce questa terra con i suoi 4 figli, Emilio, Teo, Johannes e Mirta. Sì, siamo tanti, siamo un gruppo di lavoro adesso. Sì. Gli orti con Mirta, l'allevamento delle vacche, la produzione del formaggio. Questo vuol dire essere un grande gruppo, lavorare tutti assieme, essere molto flessibili, imparare uno dall'altro. Questo forse l'energia femminile aiuta. L'azienda di Elisabetta è famosa soprattutto per produrre vino, nel legno, nel cemento, nell'acciaio, ma non solo. Qui fai il vino dentro nelle anfore di argilla. Innanzitutto la forma dici che ha un significato. Sì, la forma, lo vedete come femminile, quasi uterina, Sì. è una madre, quindi tutto è tondo, cioè la vita è rotonda, i lieviti sono tondi, tutto è sferico e questo mi trovo bene in questa immagine, Sì, va benissimo. E sì. questo è un elemento come fisico importante. Sì. Poi c'è la materia, l'argilla. Esatto, la materia, l'argilla. Perché è importante l'argilla? Raccoglie anche in sé simbolicamente i 5 elementi, quindi la terra, e l'acqua che ci serve per modellarla, l'aria, la luce che serve per seccarla quando esce dalla terra, il fuoco per cuocerla. Quindi noi lavoriamo anche idealmente con molti simboli e tutti questi elementi fanno sì che il contenitore in argilla, ma lo è da secoli, è il contenitore ideale per poter trasformare e mantenere il messaggio originario, anzi potenziarlo, del frutto, perché questo è il nostro compito dei trasformatori, portare quello che ce l'ha nella vigna, che ha quel sapore che non è solo la varietà ma il luogo, e portarlo dentro una bottiglia di vino nel modo più puro possibile. E questo è un mezzo straordinario.
Ma se questa è la cantina, com'è la vigna? Sono in una vigna un po' strana. Innanzitutto non è quella bella vigna tutta in fila così che sembrano le figurine degli egizi, un po' storta, il famoso là. Guyot. Questo cos'è? Questa è una pergola trentina, Sì. la pergola doppia con le distanze, come vedi, ancora vecchie, cioè con questi metri vari, 6, 8, che permettevano e permettono a noi di, oltre a farci l'uva, di farci il fieno per le vacche a primavera, a Mirta di coltivare gli ortaggi invernali. Mirta, che cura le orticole, è una dei figli di Elisabetta. Ti chiedo una cosa, di fronte alla mamma, riuscite a fare tutto in famiglia in armonia? Abbiamo delle grandi discussioni e ci spacchiamo un po' le teste, però è importante, no? Se fossimo tutti uguali, Sì, esatto. e andare tutto, è anche molto biodinamico avere scambi, discussioni. Dinamico, certo, biodinamico. Guarda, Esatto, siamo sicuramente... a livello etimologico perfetto. Quindi un'azienda agromatriarcale con caratteristiche molto particolari. Voi siete un'azienda biodinamica. Sì, da tanti anni, da più di 20 anni. A me piacerebbe che tu mi spiegassi concretamente cosa vuole dire coltivare in biodinamico. Io 20 anni fa ho capito che il modo di coltivare convenzionale non mi stava più addosso e quindi ho fatto un percorso che è anche personale dentro un mondo agricolo diverso, che ha le basi bio. Bio, la biodinamica è molto bio. Considerare appunto l'azienda agricola come un ciclo chiuso, a considerare la fertilità della terra un compito dell'agricoltore. L'azienda agricola è considerata un organismo vivente che deve essere autosufficiente. E la cosa più importante è la fertilità naturale della terra. Laggiù ho visto un pollaio. Non è che avevi bisogno di uova, ma avevi bisogno di galline. Bisogna galline, a sua volta le galline funzionali agli scarti anche delle verdure che si mangiano e poi lì c'è il compost. Diciamolo, siete delle signore, ma lo dico io, avete bisogno anche della cacca delle galline. Certo. E qui siamo al tema scottante delle concimazioni che si fanno col cornoletame, che è letame messo a maturare d'inverno sottoterra dentro a un corno di vacca arricchito di sostanze chimiche naturali, rimescolato all'acqua e poi distribuito in dosi omeopatiche sul terreno. Sono i processi microbiologici che avvengono che fanno sì che il letame si attivi. Quando poi lo portiamo sulla terra, noi portiamo delle micro quantità di questo meraviglioso compost che dà le informazioni al terreno attraverso questi preparati. Quindi si attivano poi nel terreno una serie di processi trasformativi legati ai vari cicli, ai vari elementi, ma anche delle informazioni a tutta la parte vivente della terra. E noi, come dire, l'accendiamo. Perché la terra Uno starter. è uno starter, sono informazioni che accendono la vita. È un po' come il caglio per il formaggio? È il latte innesto della terra. La biodinamica è stata fondata da Rudolf Steiner 1861-1925, che ha teorizzato l'antroposofia, che mette assieme scienza e misticismo, e si è occupato di tante cose, dalla pedagogia all'agronomia, che secondo lui deve tener conto anche dell'influsso dei pianeti. Ci adattiamo ai ritmi che sono legati al movimento dei pianeti all'interno del sistema solare e alle correlazioni con la Luna. Non c'è nulla di magico, cioè, lo sappiamo che ci sono le maree, lo sappiamo che i capelli se si tagliano con luna calante, insomma ci sono una serie di cose. Sì, Cioè, cos'è? crescono di meno. Ma dai, i Sì, capelli... sì. L'analisi di Elisabetta è impietosa. La terra è morta, è vero, l'abbiamo uccisa con diserbanti, con cimi chimici. L'agricoltura ormai è in mano all'industria, quindi a tutti viene detto cosa devono fare e nessuno sa perché. In base, chiaramente sa perché deve produrre di più, ma in un sistema che poi alla fine, lo sappiamo, si morde la coda, no? La biodinamica è molto discussa. Perché vi accusano di immaginare dei processi che in realtà non hanno nulla di scientifico. Non è scientificamente dimostrabile? A me importa poco. Io ho visto che cosa è successo. Io mi sono anche rotta di tutto questo, tra l'altro io ho una formazione tecnica, non vengo dal cielo, ho praticato un'agricoltura convenzionale e quando tu conosci la tua terra e la vedi trasformare, non c'è dimostrazione scientifica
che mi possa dire è valido, non mi importa. Io ho visto che cosa è successo e da 20 anni. Quando la terra è viva, la pianta è viva, è cosciente, gli animali stanno bene e si autoprotegge. E le teorie agrofilosofiche di Elisabetta e dei suoi figli non si limitano alla produzione del vino e degli ortaggi. L'azienda di Mezzolombardo è strettamente collegata a un'altra, una malga che sta a 1,5 chilometri più in alto. Oh, dai! Stavolta l'aquilotto ha volato veramente molto in alto. Sono a 1600 metri d'altezza e sono salito qua per la Val Malene e là c'è il passo del Brocon. Sono arrivato alla Malga Telvagola. Dove ritrovo Elisabetta. Che relazione c'è tra la tua azienda giù a valle, a Mezzolombardo, e qua, la Malga? Beh, quello che ci unisce sono in realtà le vacche. Nel senso che le vacche che Elisabetta normalmente tiene giù a valle nella sua azienda biodinamica, d'estate le porta qui in alpeggio. Ma la relazione profonda è una contaminazione di mestieri. Quindi noi, lavorando in un'economia circolare, abbiamo le mucche che portiamo in alpeggio, la fermentazione dell'uva, la fermentazione del latte, il poter fare anche un altro mestiere. Cioè, una volta i contadini facevano dalla vacca all'uva a farci i salami e noi ci siamo veramente impoveriti. Ora il modo in cui lavoriamo ci dà anche questa possibilità di fare alleanze. Questa è un'alleanza con Irene, con il suo sapere da casara e di allevatrice. Ed eccola Irene che cura la malga e le vacche. La Malga Telvagola sei tu? Sono io, ci proviamo. Cioè tu stai qua? Io sto qua. Quanti mesi? Purtroppo riusciamo solo 4, speriamo 5, dipende un po' dalla stagione. Arriviamo a giugno, però forse l'anno prossimo potremo provare maggio e ce ne andiamo verso ottobre. Quindi solo 4, tu vorresti starci di più? Sì. Ci stai bene? Si sta bene, sì. No, è bello, l'estetica, il paesaggio va bene, ma sei una giovane d'oggi, quanti anni hai? 28. 28, allora avrai bisogno di relazioni, amicizie, cinema, teatri, musica, internet, no? Internet arriva, e le persone arrivano a trovarci e per il resto siamo a posto. Non manca niente? Manca niente. No, però qui non sei in villeggiatura, qui lavori. Qui lavoriamo, sì, anche abbastanza. La tua giornatina? La mia giornata tipo, allora ci svegliamo alle 5:30, 5:30 andiamo a mungere, mungitura della mattina, poi caseificazione, quindi tutto quello che riguarda la trasformazione del latte. Cioè cosa fai? Noi facciamo formaggi a latte crudo, circa una quindicina totali. 15 formaggi? Ci piace fare... No, ma capisco l'amore per la biodiversità, ma 15 formaggi è moltissimo. Ma così non ci annoiamo. Non c'è pericolo che Irene si annoi. Si fa la ricotta e poi arrivano gli ospiti a mangiare i taglieri di formaggi, quindi si fa il servizio a pranzo. Sì. Poi il pomeriggio si pulisce il caseificio, si preparano tutte le cosine e poi si torna a mungere. Allora, io ero alla ricerca di esempi di economia circolare. Beh, ma più economia circolare di così, allora qui abbiamo il territorio, abbiamo la manutenzione del territorio, perché qua le tue vacche tengono dietro, no, alla situazione, abbiamo il paesaggio, abbiamo la produzione lattiero-casearia, abbiamo che di questa produzione non si butta via niente e facciamo anche la ricotta e facciamo 15 tipi di formaggi e poi alla fine il ciclo è completo con il turismo. Pazzesco! Slow tour in alpeggio con Irene e le sue vacche al pascolo. Irene, ho letto sul sito che hai una capobranco qua, la Maritta. Qual è la Maritta? Sì, è lei. La volevo conoscere. Eccola lì, è lei. Quella Questa qui che ci mostra... Le terga. Sì. Ecco, è la capobranco. Sì, quindi, e questa è sua figlia. Ah, una vitellina, sua figlia. Vabbè. La Marilu. Io in realtà le vacche della Malga Telvagola le conosco benissimo. Quella lì si chiama Selma. Buonasera, scusi se mi sono intromesso. Quell'altra è Grille. Io le conosco. Beh, perché le ho viste. So tutto di loro. Semplicemente perché ho frequentato il sito adottaunamucca.org.
Il sito dove ci sono tutte le foto e le biografie delle varie mucche che si possono adottare a distanza. Oggi qui c'è anche una madre adottiva con tanto di documenti. Allora, Bip Bip, bruna alpina, cittadinanza italiana, adottata da Giuliana. Esatto. Dai, è la carta d'identità della vacca Bip Bip che tu, Giuliana, hai veramente adottato. Certo, assolutamente. L'adozione ottiene un doppio risultato. Il consumatore è informato e soddisfatto, ottiene i prodotti della malga e contemporaneamente aiuta l'economia di montagna. Credo che sia importante conoscere quello che ci mettiamo in bocca, come nasce, e guardatevi intorno, cioè... E io da parte mia però all'inizio di questo ciclo di Slow Tour padano ho adottato Nerina, una frisona da latte che vive in una stalla di pianura, e porto i suoi saluti a Selma, una bruna alpina. In che ambiente vive lei? All'aria aperta, tranquilla, nessuno le fa fretta, nessuno le misura i litri di latte, lei fa un po' quello che vuole. No, perché, sa, Nerina è molto depressa, perché la mia amica, la vacca da latte della pianura padana, le danno tutte le colpe. Sembra che sia colpa sua, che c'è il cambiamento climatico, perché lei emette CO2. Anche lei, signora Selma, emette CO2, lo so io. Però la sua CO2 qui si disperde. Qui le deiezioni della signora Selma, guardale, non sono un problema, anzi sono una ricchezza, perché sono un concime. E invece le deiezioni di Nerina, insomma, in pianura, sì, sono un concime anche quelle, il letame, però è più complicato. Poi guarda, Nerina, vedessi come si mangia bene qua. Guarda cosa stanno mangiando le tue amiche in alpeggio. Poi c'è un'altra cosa. A Nerina imputano di consumare anche della terra, no? Cioè di togliere, diciamo, all'alimentazione umana dei campi per l'alimentazione della povera Nerina. Qui invece, guarda, qui non è che potresti coltivare il grano o il mais, qua sono, come si dice, terreni marginali, dove le vacche fanno solo del bene, perché mantengono il territorio, lo concimano. Quasi quasi faccio una foto e la mando a Nerina per WhatsApp, che è un sistema di comunicazione tra di noi. Senti, ma quanti litri di latte ti fanno qua le tue vacche al giorno? Loro sono grigio alpine, quindi non sono proprio super produttive, però quando sono nel pieno della lattazione dai 14 ai 16 litri al giorno. Fammi vestire i panni dell'allevatore di pianura. Con 15 litri di latte al giorno io non ci sto dentro. Certo. Qua la produttività deve essere diversa. Ma perché quando si fanno grandi volumi si è dentro un sistema globale di mercato del latte dove l'Italia secondo me non ha speranza di essere competitiva. Miseria, no, aspetta, questa... questa è troppo grave. No, la puoi dire, però questa io a Nerina non gliela riferisco, perché sennò mi va in esaurimento nervoso, ecco, va bene. Ma ti capisco, cioè, tu sei qua e tu giustamente ragioni in questo ecosistema e va benissimo. L'Italia non è fatta per fare quantità, è fatta per fare qualità. Va bene, è giusto. Beh, ma si può fare anche, sono sempre nei panni dell'allevatore. Quantità e anche qualità. Si può fare quantità e anche qualità, Tomò. Come? Chissà. Dare valore al benessere animale, valore alla materia prima trasformandola in prodotto tipico, legato al territorio, valore al lavoro. Come fanno del resto qui Irene e Elisabetta, che producono 15 tipi di formaggio, e come fa il Grana Padano DOP in pianura. Allora vai. Abbiamo dei formaggi freschi tipo la cacciottina, questa che è in crosta, dei fiori. Assaggiamo? Sì, assaggiamo. Dai, assolutamente. I fiori cosa servono? Fiori Niente. di montagna. No, sono buoni. Scusa. Che niente. No, pensavo... Per niente? A questo punto con Elisabetta, Irene e Giuliana finisce tutto in vacca, nel senso buono, dei formaggi fatti con latte di Selma, Ermione, Bip Bip e le altre.
E io mi permetto invece di offrirvi un pezzettino di grana padano. Ma quanto stagionato? Questo è stagionato più di 20 mesi. Ehi là! Oh, E si sente. prego. Direi che è venuto il momento. In qualità di inviato speciale del grana padano, alla ricerca di profumo di, come dire, ecocompatibilità, profumo di economia circolare, io vorrei darvi un premio. Una bella fetta di grana padano e un modellino di una delle mie moto elettriche ecocompatibili. Ed è il simbolo di questo nostro viaggio. Ma che bello. Lo Slow Tour. Che meraviglia. Ti piace? Bellissimo, grazie. Oh, allora a Irene e a Elisabetta. Grazie. Un'ultima fetta di salame e poi devo scappare. Salame? In Marga fanno anche il salame? Ma quindi ci sono i maiali? Beh, allora prima di partire fammi salutare i miei amici. Picci picci, poccio poccio, patatotto patatino. Dovete sapere che esiste in una città una maialina principessina che vive in un castello, in un palazzo. Una storia che voi, maiali di montagna, non potete nemmeno immaginare. Buongiorno. Patrizio, per Teresina. Certo, prego, vi aspettavamo. Permesso. Dov'è? Dov'è? Piano, buona. Ciao Terry, abbiamo ospiti, hai visto? Guarda, ti ho portato un regalino. Guarda. No, non si mangia questo, si gioca con questo. No, non gli piace. Forse è gelosa e in fondo è una bambina. Teresina, quando aveva 3 mesi, è stata adottata da Giuseppe e Marco e adesso ha 5 anni. Tendenzialmente ha quello d'oro un po' come da neonato, ecco. Ma dai. Teresina è ormai una star della rete. Giuseppe e Marco da sempre hanno postato sul web immagini e video delle imprese quotidiane della maialina, che ormai fa parte della loro vita. La sua prima zuppa. E poi Teresina che apre i cassetti da piccola, Teresina con il tutù, Teresina in auto, al parco, bagnetto e lavaggio, riposino, le sgommate in casa e il compleanno. Terry. Come ogni maiale che si rispetti, Teresina mangia di tutto. Pomodori, carote, zucca. Qua, guarda. Tenta la mano. Adora le arachidi, Guardate il genio che sputa la buccia. ma il suo piatto preferito è internazionale, il sushi. Allora, se io comincio a sintonizzarmi col suo linguaggio, ha detto adesso basta. Ho capito, vuole dormire e io devo togliermi dai piedi. È tempo di ripartire per il mio slow tour. Dopo i formaggi artigianali di Malga, un caseificio industriale di grana padano. Massimiliano, prima domanda, dove siamo qui? Qui, Patrizio, siamo in Val Sugana. Siamo in una valle al confine fra la regione Trentino-Alto Adige e il Veneto. Sì, siamo ai piedi delle Dolomiti, sito UNESCO, quindi adesso è un po' nuvolo, non si vede bene, ma comunque siamo in un posto bellissimo. Sì, è veramente un bellissimo posto. La tua famiglia, diciamo che si occupa di caseifici, di latte e quant'altro da quasi 100 anni. E la mia famiglia si occupa di produzione di formaggi del 1925. Partiamo dagli albori, da quando c'era il bisnonno Florindo, Sì. che io ho avuto la fortuna di conoscere. Adesso io mi sono portato apposta questa bella foto. Il nonno Gianfranco, una sorella del nonno Franco e questo bambino qui che all'epoca aveva 3-4 anni è mio papà. Oh, che bello. Di Massimiliano abbiamo già capito 2 cose importanti. Ha una grande tradizione alle spalle e la consapevolezza di abitare e lavorare in un ambiente da preservare a tutti i costi. La sua è una grossa azienda industriale, però a conduzione rigorosamente familiare. Tradizione, innovazione e responsabilità ambientale. Qui davvero c'è profumo di transizione ecologica. Me le racconti queste novità? Me le racconti?
Qui, Patrizio, siamo nella sala controlli dell'impianto di trigenerazione. Questo impianto di trigenerazione. Impianto di trigenerazione. Sì, questo impianto ci consente di produrre energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera contemporaneamente. E quindi usate il caldo per, immagino, scaldare il formaggio quando serve, e l'acqua calda per pulire tutto, e poi però dovete appunto refrigerare il motore, è tutto... Esattamente, è tutto un anello chiuso che grazie alla tecnologia che oggi ci è venuta incontro ci ha consentito di fare questo tipo di investimento. Economia circolare, è questa qua, cioè produco una cosa, poi lo sfrutto per fare quell'altra e poi si controbilancia, bellissimo. Questo impianto ci consente di evitare di mettere in atmosfera oltre 1000 tonnellate di CO2 all'anno, e questo chiunque lo può vedere, perché noi sul nostro sito abbiamo una pagina dedicata affinché ogni utente possa constatare l'effettivo rendimento giornaliero del nostro impianto. Adesso portami a vedere la tecnologia come vi aiuta proprio nella produzione del formaggio. Massimiliano, ho contato 32 caldaie. Certo, il fatto di avere 32 caldaie ci consente, facendo 2 giri, di produrre 128 forme di formaggio grana padano DOP. E questo cos'è? Questo qui è un touchscreen, è l'ultima installazione che abbiamo fatto in azienda. Qua cosa vede il casaro? Consente all'operatore non soltanto di intervenire sull'impianto e da agire per fare cosa? Per dosare il latte nelle caldaie, per pulire gli impianti, non solo per estrarre il latte dagli affioratori o per gestire la salamoia all'interno delle vasche di salatura dove viene messo il formaggio grana padano una volta prodotto, ma consente anche all'operatore di avere tutta una serie di storicità dei dati che lo aiutano giorno per giorno ad affinare quello che è il processo produttivo, perché chiaramente ci possono essere dei momenti in cui il latte varia e riuscire a monitorare quello che accade sulla materia prima aiuta molto l'operatore nella qualità del prodotto. Questo è importante, Massimiliano. Il casaro una volta doveva essere bravissimo perché ogni giorno gli arrivava un latte diverso, il clima diverso, il fieno diverso e quindi doveva modificare la sua condotta ogni giorno. Qui in montagna da voi tutto cambia continuamente, cioè il latte che arriva è diverso e quindi la tecnologia serve ad avere tutti i dati. Esattamente. E dopo il casaro ci mette del suo? Sempre, ma la ricetta è sempre artigianale. La variazione del latte impone che sia il casaro a prendere le decisioni strategiche in fase produttiva. Certo. Dal mio punto di vista non esisterà mai una macchina che riuscirà a sostituire l'uomo in questo tipo di attività. Beh, guarda, no, questo è un punto, perché qui tradizione e innovazione veramente si toccano e collaborano. Bellissimo. A proposito di macchine che devono collaborare con l'uomo, dovendo dirigermi decisamente a valle, decido di salutare il mio aquilotto e ritrovo Elettrone, più veloce e comunque elettrico e quindi ecocompatibile. Slow Tour Padano. Siamo nel Veneto, nel Veronese, zona di risaie. E di risotti. Qui a Isola della Scala, al confine tra Mantova e Verona, dove il campanilismo storicamente ha picchiato duro con disfide e rivalità, ho appuntamento con Giacomo, gastronomo e risottista, per una sfida all'ultimo chicco. Tu cosa preparerai? Io preparerò un risotto all'isolana e quindi riso morbido alla carne. Ecco, io invece farò un riso pilaf, il riso di quelli che lavoravano nella pila, nella riseria e che non avevano tanto tempo da star lì a menarsela, perché tu fai un riso menato, giusto? Esatto. L'ingrediente comune è questo, il riso semifino, vialone nano, IGP. Per il mio riso pilaf, pesto fresco di puro suino macinato. Anche per Giacomo, macinato di maiale. E in più c'è un 20% di carne di vitello. Per me pentola di coccio al posto di quella di rame e per lui invece una pentola vulgaris. Dove ho del brodo caldo che dopo verrà aggiunto man mano al riso per fare una cottura classica da risotto. Parte Giacomo. Notevole, hai dosato a mano, complimenti. Mezzo chilo circa. Fratello, ecco, aggiunge un altro po' di brodo. Quanti misurini ho messo d'acqua? Quanti? Due. E allora, quanto riso metto? Un misurino.
il rapporto deve essere 2-1. Ecco qua, Appena l'acqua bolle, metto dentro. Qualcuno dirà mescola. No, non si mescola, si chiude. E si contano assolutamente 10 minuti. Il risotto è una ricetta tipicamente italiana. Giacomo ha ragionissimo, nel senso che l'Italia è il più grande produttore di riso d'Europa e ultimamente abbiamo fatto un miracolo, quasi come vendere i ghiaccioli agli eschimesi. Stiamo esportando riso in Cina e come? Col risotto, cioè con diciamo le varietà tipiche del risotto e con questa ricetta che è unica al mondo che i cinesi ci invidiano. L'ultimo tocco a questo risotto è un pizzico di cannella. E la cannella. Grana padano aromatizzato alla cannella? Esatto. Questo il consorzio non me lo passerebbe, però, No, però in capisco, cucina. anche perché segnala che vi siete venduti ai veneziani, perché avete questo elemento che viene dall'Oriente. La spezia dell'Oriente, esatto. storico, Verona è contaminata da Venezia, invece la cucina mantovana dei Gonzaga era collegata agli est di Ferrara e poi anche alla corte di Milano. Quello che Tinto Brass chiamava il triangolo della gnocca. È filologico, quante sciocchezze si riescono a dire. Non abbiamo ancora bevuto. No, niente. Quando mangi, ma tu ripassi la storia, è una cosa stupenda. Ridendo e scherzando, i risotti sono pronti. Assaggio il riso menato all'isolana di Giacomo. È buonissimo! No, ma veramente, Giacomo, ovviamente è un riso morbido, è un riso gentile. Poi è pronto anche il mio. Aggiungo la salamella. Voilà! Metto il burro? No, che non metto il burro, perché l'essenza del riso pilo mantovano è di essere secco. Metto del grana padano DOP, quello assolutamente ci sta. È buonissimo. Secondo me, diciamo che abbiamo fatto pari. Ovviamente. Dai. Ovviamente abbiamo fatto pari. Come volevasi dimostrare, non si sfugge alla storia. Il riso veronese è morbido e clericale. Quello mantovano è ruvido e blasfemo. La cosa interessante è che il riso davvero è la più duttile delle materie prime. Si presta a tutto, il riso. Ma non a caso, il riso poi nutre il pianeta. Sì, perché 3 miliardi di persone alla fine sulla Terra mangiano riso. Ma come si fa il riso da queste parti? La filiera del riso è importante, interessante, ma anche potenzialmente impattante dal punto di vista dell'ambiente. In qualità di inviato speciale di Nerina e del grana padano, voglio capire cosa fanno i risicoltori per essere più ecocompatibili. E vado in campagna, da Franco, per parlare innanzitutto di acqua. Ricordiamolo che l'acqua in risaia serve da cappottino. Esatto, da tampone termico. Sì. Tampone termico. Quando è troppo caldo, troppo freddo, Esatto, allora la fa da piantina, tampone. ecco. Esatto, sì. E il riso c'è questa caratteristica che sott'acqua ci sta e non Esatto, soffre. sì. Quindi acqua da queste parti ce n'è, però il pregiudizio è che la risaia spreca acqua. Spreca acqua o no? No, non spreca Lo acqua, sapevo. anzi, perché l'acqua scorre naturalmente da monte a valle tra una camera, cioè una porzione di risaia, e l'altra, e poi comunque rialimenta i canali e anche le falde sotterranee. La risaia, tutte le risaie poi assolvono anche una bella funzione, cioè sono acqua che attira e dà, diciamo, sostegno a tutti gli uccelli tutta che quella passano, fauna, chiaramente tutta quella fauna che poi circonda Sì. questo ambiente, chiaramente, quindi anitre, aironi e via dicendo, insomma. Ma i problemi sono altri. La risaia prevede tante lavorazioni del terreno, a un certo punto bisogna arare per rinnovare il terreno, per dare aria al terreno, bisogna fertilizzare, bisogna togliere le infestanti. Però già tutte queste lavorazioni nella risaia, insomma, hanno un bel impatto, no? Sicuramente. Senza contare i diserbanti chimici che servono a questa coltura molto delicata. La soluzione, lo so, erano le mondine. La soluzione erano le mondine quando c'erano i bei tempi, però purtroppo adesso non ci sono più. Perché le mondine andavano a mano a fare tutte Comunque, le operazioni. a ripulire, esatto. Ma abbiamo un'alternativa. La coltivazione biologica del riso. Una risaia biologica è un'impresa molto difficile e ambiziosa, ma come funziona? cominciamo dalle lavorazioni. La risaia biologica ne fa meno.
ne fa meno. Che passaggi saltate? Allora, noi praticamente saltiamo tutti quelli che sono i passaggi di lavorazione del terreno, quindi l'aratura, l'erpicatura, la ripuntatura. Chiaramente facciamo un passaggio di livellamento perché per chiaramente forza. l'acqua deve rimanere sempre piana. Meno lavorazioni uguale meno CO2 e anche risparmio di energia. Ma come si fa? Seminiamo direttamente su degli erbai, sono dei miscugli fra leguminose e graminacee. Il miscuglio si semina in novembre. Sì. Chiaramente ha quei 90, 100, 120 giorni per svilupparsi. Prima che tu semini in primavera il Esatto. riso. Noi arriviamo ad aprile. Ad Sì. aprile abbiamo un erbaio alto più o meno 70-80 centimetri. Quindi un bel prato rigoglioso, ecco, chiamiamolo così. Sì. Cosa facciamo noi a questo punto? Non tocchiamo il terreno, facciamo una semina direttamente su questo erbaio. Ma dai, ma non è un buridone, non è un casino. È un casino. Effettivamente, se si vede quando si fa, effettivamente è una cosa un po' strana e tanti passanti quando effettuiamo questa operazione chiaramente sono un po' sbalorditi. E dicono, ma che cavolo, cosa stai facendo? Quindi si semina prima un bel prato in autunno, poi in primavera il riso si semina in mezzo a questo prato? Ma poi cosa viene su? Viene su riso, erba, tutto un... Allora, lavoro? diciamo che nei primi 2 mesi tu il riso non lo vedi. Allora, si fa questa semina, dopodiché si fa l'abbattimento di questo erbaio. L'erbaio viene o schiacciato con dei rulli oppure viene macinato, quindi un'operazione naturale. E il riso intanto cosa dici? Il riso è sotto, il riso è appoggiato al terreno sotto e se ne sta lì buono buono. In agguato. Verso il 20-15 di giugno si comincia a vedere qualche puntina verde che sbuca da questo tappo, chiamiamolo tappo questo, no? Sì. Il tappo è fatto dalle erbe dell'erbaio, cioè del prato, che vengono schiacciate o segate e poi, quando si allaga la risaia, marciscono. È sostanza organica, quindi è un concime naturale Sì. e piano piano il riso lì comincia a svegliarsi e viene fuori. Il tappo ha anche la funzione di soffocare le infestanti, quindi non servono trattamenti chimici. Questo è un po' il segreto del biologico in acqua. La prerogativa della coltivazione biologica è quella di non usare prodotti chimici, quindi sia a livello diserbanti che a livello fungicidi. Abbiamo un prodotto più naturale, sicuramente. Sì. E dentro la risaia biologica c'è qualche pisciolino in più? Assolutamente sì. E le rane? Le rane ci sono. Che quando stavo a casa dei miei nonni in teoria non ti facevano neanche dormire la notte, No. però era una meraviglia. Ci sono alla sera, si sentono questi concerti, stanno ritornando, effettivamente stanno ritornando, sì. E tornano i conti da un punto di vista ecologico in campagna. Meno CO2, meno energia, meno chimica, ma non tornano i conti economici. Se da un ettaro normale di risaia, diciamo convenzionale, tiri su 60 quintali di riso, 60 quintali di riso a ettaro. nel biologico 40. 40, 35, 40, sì, siamo lì. Quindi abbiamo una riduzione del 40% della produzione. Chiaro che poi in fase di vendita verrà valutato un po' di più. Quindi Spero bene. È chiaro perché sennò... no. A proposito di lavorazione e vendita, la filiera prosegue in riseria. A questo punto vado nella pila, in riseria, a capire e a ripassare come si fa il riso. Samuele, il pilota. Cioè il lavoratore della pila, la riseria. Ma in sintesi, quali sono le fasi di lavorazione del riso? Io, in quanto grande consumatore, sono curioso. Il riso, diciamo, arriva dalla campagna, dalla risaia. Si chiama ancora risone. Il risone, prima di tutto, deve essere deumidificato dal 25-30% di umidità al 12-13%. Poi viene ripulito e separato dalla paglia. Quindi c'è lo sbramino, dicesi sbramatura, la fase in cui il riso si spoglia dalla buccia, cioè dalla lolla. È tutto un processo naturale, ma spietato. La spietratrice smaschera le pietruzze nascoste nel riso. Infine, con la sbiancatrice, il chicco viene sfregato su una pietra e diventa più o meno bianco, più o meno semilavorato. L'ultima macchina che è una novità tecnologica è un lettore ottico. Il compito della nostra nonna che stava lì sul piatto, tirare via
i vari chicchi macchiati, ecco che questa macchina individua proprio il chicco macchiato e me lo butta fuori. Abbiamo visto che il riso biologico fa bene all'ambiente. In ogni caso, qualunque tipo di riso, dopo un trattamento del genere, è comunque pulito in tutti i sensi. Ma il riso è anche un bel soggetto, perfetto per l'economia circolare. Vedo che qui avete una ricicloteca. Tutte le cose che si possono riciclare dalla produzione del riso. C'è il riso verde, non maturato, poi ci sono i chicchi rotti e quelli macchiati, diventano tutti mangimi per gli animali. E c'è il farinaccio di riso, prodotto dalla sbiancatrice, che diventa olio o cosmetici. E da ultima, ma in realtà è la principale dei prodotti che in teoria potrebbero essere scartati, la lolla. La lolla di riso, che praticamente è la buccia del riso. Questa contiene silicio, la possiamo utilizzare nel campo dell'edilizia, essendo un ottimo isolante termico. Samuele ha detto la parola magica, la bioedilizia, perché il silicio che è contenuto nella lolla è, diciamo, assolutamente il nemico dell'umidità, e quindi c'è chi addirittura fa le case con la lolla di riso. Dopo la pubblicità. Ma che cos'è? Sembra quei depositi del gas, ma non... E quella lì che cos'è? Boh, sembra una moderna iurta. Poi ci sono invece delle strane costruzioni, sembrano delle sculture. E invece, a proposito di pula del riso, siamo sempre in tema. Il riciclo degli scarti della filiera agroalimentare. Di cosa è fatto questo mattone? Quel mattone lì è fatto di scarti della filiera agroalimentare del riso, quindi la lolla e la paglia di riso tritata. E quindi queste pareti sono praticamente pareti di riso. Ma perché il riso è adatto a fare i muri? Perché il riso è una pianta che nasce nell'acqua, quindi è di sua strutturata per resistere agli attacchi delle muffe, dei funghi. Anzi, questo crea un problema perché è difficile da smaltire, non è una pianta che se lasci sul campo marcisce. Quindi nei muri ci sta perfettamente. Fare delle case con le stampanti 3D. Sembra fantascienza. Non è niente di difficile perché cambia solo la scala, la forma è completamente libera, quindi bisogna anche ripensare completamente anche all'estetica, tutto cambierà perché chiaramente le forme attuali dipendono da una tecnologia precedente, mentre da adesso in poi con la fabbricazione digitale che forme potremo fare è tutto da ridisegnare. La casa del futuro sarà costruita da una stampante in 3D di grandi dimensioni, sarà fatta di materiali organici riciclati e avrà delle forme rotondeggianti, simili a quelle di una capanna, di un igloo, di una yurta mongola. Quindi ti avvicini alle forme naturali e non è un caso se gli alberi non sono cubici, perché funziona così. L'azienda di Massimo è composta da tanti giovanissimi ingegneri e ricercatori, creativi ed entusiasti. Ma l'obiettivo incredibile è quello di dare una casa, di realizzare il diritto della casa per tutti in questo modo, quindi miliardi di case fatte in loco con i materiali di quel territorio, riciclabili e poco impattanti. Non siamo così pazzi da credere di poter salvare il mondo, ma siamo abbastanza pazzi da lavorare per farlo, ecco. La tecnologia come servizio al bene collettivo, quello è importante mantenerlo vivo. Poi siamo piccoli, siamo qui degli smaniatori di campagna, quindi a me mi piace dire siamo veramente dei contadini in trasferta quando andiamo nelle grandi fiere internazionali, ci presentiamo con le stampanti che stampano la terra e la paglia, un po' ci guardano straniti e ne sono orgoglioso perché le nostre radici sono queste, invece poi c'è un proprio successo perché da tutto il mondo poi c'è forte bisogno di una tecnologia che abbia i piedi per terra. E qui fuori c'è l'esempio concreto, il sogno realizzato. Qui c'è già tanto, perché abbiamo cambiato di forma la terra che era, adesso è diventato un laghetto questo buco, però prima era terra
che è diventata casa. Questa casa è fatta di terra e lolla di riso, scarti della filiera agroalimentare che veramente li danno per poco perché è quasi un rifiuto. Poi la casa fa cadere l'acqua di nuovo nel laghetto, qui abbiamo messo un po' di pesci, un po' di piante e adesso stiamo sviluppando, abbiamo già stampato dei sistemi per la coltivazione idroponica che usano quest'acqua e quindi comincia a vedersi questa idea. Un ciclo. Il ciclo, cioè come diritto di nascita, grazie al sapere collettivo, un uomo potrebbe avere la casa e un po' di cibo. Quindi è proprio un ciclo, cioè qui avete scavato la terra che poi è diventata la casa e quindi lo scavo è diventato il laghetto, ma cosa c'entrano le api qua dietro? Le api, perché in realtà tutto è già stato costruito in passato, noi dobbiamo reinterpretarlo con le nuove tecnologie, però l'ape fa parte della vita dell'uomo e quindi fare una casa stampata 3D per le api con tutti gli accorgimenti per aiutare le api a star meglio e mettere in condivisione quel sapere, perché c'è tanto sapere su come deve essere fatta quella casa, ovunque nel mondo qualcuno potrà replicarla e far star bene le api nel mondo. Questo è un processo di sapere collettivo che genera un mondo migliore. Cioè io l'avevo detto che era un visionario e lui l'ha dimostrato. Ma veramente è una roba che gira nel mondo, Cioè tutto questo mondo dell'open source, della condivisione è un pensiero, noi diciamo siamo alla moda, ecco. Nella prossima puntata ci arrampichiamo in montagna sull'altipiano di Asiago per poi ridiscendere sui colli euganei per parlare anche di vini, vigneti e cinghiali. E se volete approfondire i temi di Slotur Padano, italiaslotour.it.